Vincere per continuare a crederci fino all'ultimo, e questo l'imperativo per l'Under 17 Elite del Fair Play Messina, guidato da mister Mimmo Moschella, reduce dal successo allo scadere sul campo della Ionia Calcio. 3 punti pesanti che mantengono vive le ambizioni di primo posto, distante appena 3 lunghezze, attualmente occupato dalla Team Sport, oggi impegnato in un difficile derby sul campo della Meridiana. Al cospetto dei bianconeri ci sarà il Città di mister Bianco, penultima forza del campionato e reduce dalla sconfitta interna contro l'Alcantara, una squadra in difficoltà di classifica chiamata a giocarsi le ultime chance per evitare la retrocessione. La formazione del Fair Play Messina per affrontare la gara: dal primo minuto Lembo, Luscari, Panasiti, Colozzi, Santoro, Ruggeri, Declario, Mazzeo, Mortelliti, Bolbaci, La Monaca e Di Salvo. Partiamo con la film del primo tempo con l'immagine a cura di Mirko Giacobello. 6 minuti, punizione di Bombaci, non trattiene bene Santo Canale, ringrazia Santoro che fa così 1-0, si sblocca il risultato dopo 6 minuti a Sorbello Stadium. Al nono ancora i bianconeri, La Monaca va a destra da Panasiti, il cross come sempre col contagiri, c'è la girata acrobatica firmata Salvatore Di Salvo, il portiere riesce solo a sporcare, non a evitare il 2-0. Fair Play Messina che prova a scappare in questo folle avvio gara, 19esimo. Provano invece a scuotersi anche gli ospiti col pallone messo in profondità da Musumeci per Giordano, si coordina in area di rigore, il pallone però finisce alle stelle oltre la traversa. Minuto 22, Panasiti un fattore a destra, la mette sulla Monaca, il pallone in area di rigore dove c'è Bombaci che la gira ma trova solamente la linea di fondo. Minuto 28, Fair Play Messina che approfitta di questo rinvio errato recuperato da Bombaci che resiste alla carica, cerca il destro, termina oltre la traversa. Minuto 30, pressione Fair Play Messina, Mortelliti a destra, pesca all'indietro, il colpo di Declario va a calciare sul fondo, sembrava cosa fatta, il 3-0. 32esimo, traversone di Bombaci dalla destra, il pallone per Di Salvo e come sempre in area di rigore cerca la genialata, cerca l'acrobazia, stavolta però non gli riesce e la sfera finisce fuori. Calcio di punizione mister Bianco allo scadere del primo tempo, arriva il palo di Ragonesi, un brivido per la porta di Lembo Luscari, finisce così la prima parte di gara al Sorbello Stadium di Visconte. 2-0 Fair Play Messina contro il Città di mister Bianco, firmato Di Salvo Santoro. Triplo cambio all'intervallo sul terreno di gioco, Pintaldi vince pallotta al 50esimo, il Città di mister Bianco esce bene dagli spogliatoi, palla in profondità per Giordano, il numero 9 non ha marcature, allora prova il destro che si perde alto oltre la traversa. Al 61esimo entra Marino per Mazzeo, al 68esimo è triste Fair Play Messina con la Monaca che resiste alla carica a sinistra, passa sul diretto avversario, apparecchia per Bombaci, un rigore in movimento, lo spara dentro e vale il 3-0 del Fair Play Messina. Al 69esimo continuano le sostituzioni, entra Brigandi per Bombaci, al 70esimo il pallone su calcio d'angolo per Giordano che prova a riaprire il match sul 3-1. Minuto 79, ancora un corner sul secondo palo, arriva la deviazione vincente, quella da parte di Ragonesi che fa all'improvviso -1 Città di mister Bianco. 61esimo, momento di grande sofferenza per i padroni di casa su questo calcio di punizione, deve distendersi Pintaldi in calcio d'angolo. Minuto 83, rimessa laterale lunga di Marino per la Monaca, il colpo di testa a prolungare per Pallotta, fermato così sul più bello per il direttore di gara, non ci sono dubbi, questo intervento vale un calcio di rigore. Dal dischetto a 6 dalla fine si presenta con la grande occasione la Monaca, spiazza il portiere e trova il gol, quello che vale il 4-2, quello che sembra dare tranquillità alla formazione di mister Moschella. Minuto 85, entra Prugno per la Monaca, all'89esimo il tentativo di Lofaro che calcia, Prugno non riesce a trattenere e la mette nella propria rete, finisce così un pazzo match, comunque sempre in controllo e ampiamente meritato per il Fair Play Messina che batte 4-3 il Città di mister Bianco. Discorso primo posto rimandato all'ultima giornata, vince anche la Team Sport, lo fa per 1-4 sul campo della Meridiana. Amici di Wii Sport è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima.